Buongiorno, buon sabato da Telefriuli, benvenuti con il nostro notiziario che apriamo con le ore di attesa alla base USAF di Aviano, dove tra oggi e lunedì si aspetta l'arrivo di circa 600 profughi afghani tra civili e militari in fuga dai talebani. Vicino all'hangar è stata allestita una tendopoli che potrebbe servire o per un pernottamento o per l'accoglienza di qualche ora. Arriveranno con 3 voli militari distinti alla base USAF di Aviano i profughi provenienti dall'Afghanistan ormai in mano ai talebani. Si tratta per lo più di personale militare e civile di nazionalità afghana, circa 600 persone. Siamo stati informati tempestivamente dal prefetto di Pordenone Domenico Lione, spiega il sindaco di Aviano Ilario De Marco Zompit, naturalmente prima che la notizia divenisse di dominio pubblico. L'operazione è seguita ad altissimo livello. Lo scalo di Aviano è considerato strategico nello scacchiere internazionale. Non ci sarà la necessità da parte delle autorità comunali locali né da parte di altri enti assistenziali di prestare supporto in questa operazione, continua il sindaco. L'autorità di governo locale infatti ci ha assicurato che una volta sbarcati i profughi non potranno uscire dalla base USAF. Il loro arrivo è previsto tra la giornata di oggi e lunedì mattina. Abbiamo notato, dice il sindaco, vicino all'hangar l'allestimento di una tendopoli. Servirà con ogni probabilità per un pernottamento oppure per l'accoglienza temporanea prima della ripartenza alla volta degli Stati Uniti, destinazione finale dei 600 profughi. Ci è stato spiegato anche che lo scalo di Aviano è l'unico prima dell'arrivo negli States, conclude il sindaco De Marco Zompit. E rimaniamo nel Friuli occidentale, dove un parapendista toscano di 57 anni è disperso da ieri sulle Dolomiti friulane, stava partecipando a una competizione ed era partito dalla Slovenia ieri mattina. L'ultimo contatto nel tracciamento è quello della zona di Tramonti di Sopra delle 18 di ieri, poi il suo cellulare non è stato più raggiungibile. Lo cercano in queste ore i vigili del fuoco e il soccorso alpino con l'elicottero della Protezione Civile per dei sorvoli dall'alto. E la cronaca è un giovane di 28 anni di Povoleto ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Udine a seguito delle gravi ferite che ha riportato a seguito di un incidente accaduto questa mattina a Udine. Grave incidente stradale questa mattina poco dopo le 6 lungo la tangenziale est all'altezza della rotonda di Godie nel territorio del comune di Udine lungo la viabilità che poi porta a San Gottardo. Per cause al vaglio dei carabinieri della radiomobile della compagnia del capoluogo friulano, intervenuti con 2 pattuglie per rilievi, viabilità e accertamenti, un giovane di 28 anni di Povoleto ha perso il controllo della sua vettura, una Mazda a cui era alla guida. L'auto si è cappotata a bordo strada e il conducente è rimasto imprigionato all'interno dell'abitacolo, liberato poi dai vigili del fuoco del comando di via Popone intervenuti a supporto del personale medico inviato dalla Sores di Palmanova. Sul posto l'equipaggio di un'automedica e un'autoambulanza. I pompieri hanno utilizzato le pinze oleodinamiche per liberare il conducente, poi trasportato d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato accolto in terapia intensiva. È grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi. È sempre questa mattina a Marzellina di San Giorgio di Nogaro scontro tra una moto e un'auto ad avere la peggio. Il Centauro, un uomo di 70 anni della zona, è lì trasportato all'ospedale di Udine in gravi condizioni, accolto in terapia intensiva in prognosi riservata. E voltiamo pagina, la Regione ha decretato la proroga di Sapremo, un progetto che promuove tra i giovani nelle scuole la legalità e stili di vita sani. Di nuovo insieme quindi Questura di Udine, Dipartimento delle Dipendenze dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Comune di Udine, Danieli e Confindustria Udine. Nei giorni scorsi la Regione ha decretato la proroga di Sapremo, progetto pensato per promuovere tra i giovani nelle scuole la legalità insieme a stili di vita sani. Presidente Mareschi Danieli, quanto è importante questo patto tra mondo della scuola, operatori della salute, forze dell'ordine e imprenditori a sostegno delle nuove generazioni?
È assolutamente importantissimo, perché solo mettendoci insieme e solo considerando il problema del fatto che un giovane su 3 si perde in alcol e droghe come un problema comune, anche se non tocca a tutti noi da vicino, riusciremo a risolverlo. Questo è un progetto che è nato in sordina per una necessità e dopodiché ha avuto un successo sempre maggiore perché è stato considerato valido. Andiamo a cercare di risolvere un problema prima che lo stesso si ponga, quindi cerchiamo di spiegare ai nostri giovani, sia da un punto di vista medico che da un punto di vista psicologico, che attraverso esempi di imprenditori che ce l'hanno avuta durissima ma con grande forza di volontà sono riusciti a farcela e con spirito di sacrificio, e poi spieghiamo anche da un punto di vista legale e giuridico cosa implica una certa strada. Insomma, facciamo in modo che i nostri giovani non si perdano, perché ne abbiamo già troppo pochi e dobbiamo metterci in gioco per evitare di perderne anche solo uno in più. E la riqualificazione energetica eseguita in diversi immobili pubblici in 10 anni, oltre 10 anni di amministrazione comunale, così hanno portato alla riduzione del debito pubblico del 60%. Adesso ci sono 2 nuovi cantieri che stanno prendendo avvio, vediamo. Lavori per l'efficientamento energetico degli immobili pubblici e per il miglioramento della sede dei poliambulatori medici e della stazione forestale a Cosiano. Abbiamo ricevuto proprio in questi giorni un importantissimo finanziamento dalla Regione pari a 550.000 euro per rifare completamente il poliambulatorio, che tra l'altro è anche la sede della Guardia Forestale, e quindi insomma fondamentalmente è un luogo strategico molto importante. Non ultimo c'è la ristrutturazione completa anche del municipio, che è appunto qui alla mia destra in Piazza degli Artisti, e questo sono opere chiaramente strutturali, ma sono opere di importanza fondamentale non soltanto per il discorso antisismico, ma come dicevamo prima anche per il discorso di risparmio energetico. In questi 10 anni, in realtà sono già 12 di amministrazione, abbiamo fatto proprio questo ragionamento: se andiamo a risparmiare, e effettivamente abbiamo risparmiato veramente tantissimo, tant'è che il debito pubblico è diminuito di quasi il 60%, che insomma è tantissimo secondo me, abbiamo la possibilità poi di reinvestire i soldi, dare quindi lavoro e avere la possibilità insomma di costruire un comune appunto migliore e che dia possibilità alle persone di viverci decisamente insomma meglio. E Angelica Drinovec di Butrio è Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia 2021, eletta in diretta su Telefriuli ieri sera. È intervenuta anche la patrona di Miss Italia, Patrizia Mirigliani. Vediamo. Vince il titolo di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia la concorrente numero 11, Angelica Drinovec, 19 anni, di Butrio. Un sorriso è tutto, perché un sorriso è incoraggiamento, un sorriso è ottimismo, un sorriso può sollevare la vita di ognuno, può dare fiducia. Se sorridiamo agli altri diamo un grande segno di simpatia e un sorriso rende più belli. Io dico sempre alle ragazze di sorridere, perché il sorriso è tutto in una persona, ma soprattutto è tutto in un viso. Ragazze, sorridete. Complimenti per questa bella iniziativa. Grazie. Che stai portando avanti con la televisione Telefriuli, che io ringrazio moltissimo. È bello che le televisioni private siano vicine al concorso. Grazie di cuore a tutti. Complimenti allora ad Angelica. Si è aperta nella serata di ieri la rievocazione storica di Cividale, aspettando il Palio 2022, un weekend ricco di mostre e piccoli eventi per ricordare l'edizione degli anni passati. Aspettando il Palio 2022, rivivendo però le emozioni degli anni scorsi. La prima serata della rievocazione storica ridimensionata a causa delle misure anticontagio ha aperto ai visitatori 2 mostre nel centro cittadino. Doveroso un ricordo a Pirino Tolazzi, anima non solo del Palio di San Donato, ma di tutta la cittadina di Cividale, calorosamente ricordato con una mostra nella chiesa di Santa Maria dei Battuti. In Borgo San Domenico invece i visitatori vengono accompagnati in un percorso tra gli abiti e le stanze della nobiltà che da sempre affascina il pubblico della manifestazione.
molti gli eventi ancora in programma. È possibile prenotare per questo pomeriggio alle 16 una passeggiata alla scoperta dei 5 borghi della città e dei suoi angoli più nascosti. E ancora, durante tutto il weekend si respirerà aria trecentesca nei vari borghi dove saranno allestiti accampamenti e taverne. Attenzione però, per accedere ai vari luoghi che ospitano le mostre sarà obbligatorio esibire il Green Pass, permettendo così un controllato afflusso di turisti. È fissato invece per domenica l'appuntamento con la tradizionale messa in onore di San Donato, quest'anno accompagnata dai soli tamburi di Cividale, che si esibiranno anche in diversi luoghi e momenti nelle vie del centro. Niente corsa pedestre, si svolgerà regolarmente invece il torneo di arco e balestra, chiuso però ai visitatori. Sempre aperte le porte dei negozi, che ospitano in vetrina una mostra fotografica nell'attesa, appunto, del Palio 2022. Ed è stata presentata la terza edizione di Se io fossi Caino, rassegna di arte e teatro in programma a Gorizia dal 25 agosto, 3 serate dedicate alla vita in carcere con ospite l'attore Salvatore Striano nel cast dei pluripremiati film Gomorra e Cesare deve morire. Tra ottobre e novembre spazio anche gli spettacoli degli stessi detenuti nella struttura di via Barzellini. Vediamo. Carcere e Gorizia tornano in contatto nella terza edizione di Se io fossi Caino, rassegna organizzata da Fiera in Scena insieme alla Caritas e col contributo del Comune di Gorizia, in programma dal 25 al 27 agosto, con un appendice tra ottobre e novembre. L'obiettivo è creare un ponte tra chi vive all'interno e l'esterno del carcere, coinvolgendo gli stessi detenuti attraverso il teatro. Questa prima fase prevede 2 spettacoli messi in scena mercoledì e giovedì, rispettivamente, da Salvatore Striano ed Elisa Menon. Il primo, atteso a Palazzo di Grazia, si è innamorato della recitazione durante la sua permanenza a Rebibbia. Dopo l'esordio al cinema con Gomorra, ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino con la pellicola Cesare deve morire dei fratelli Taviani. Menon invece è l'anima di Fiera in Scena e a Parco Basaglia porterà Silenzio, spettacolo dedicato alle violenze su minori. L'ultimo giorno sarà dedicato a una conferenza sull'evoluzione della pena. Gli appuntamenti torneranno tra ottobre e novembre con la messa in scena delle APS allestite dagli stessi detenuti goriziani all'interno della struttura di via Barzellini. Analoga iniziativa sarà proposta a Trieste col supporto del Politeama Rossetti. Il sistema carcerario del nostro paese non funziona, noi abbiamo una reiterazione che supera il 60%, ecco perché è importante la componente formativa, cioè formare, far acquisire competenze ai detenuti. Questo è anche uno strumento per cambiare stili di vita proprio al detenuto. È cominciata ufficialmente la stagione della web Gesteco Cividale che ieri si è radunata al Pala Perusini in vista del ritiro a dare la carica ai ragazzi il presidente Micalic. Sentiamolo. Si riparte, è giornata di test, poi gli allenamenti veri iniziano lunedì, adesso sono 2 o 3 giorni in cui i giocatori suderanno, il preparatore e lo staff verificherà se sono stati bravi, non come me ovviamente, ma io non sono più un atleta. E poi si riparte con il solito entusiasmo incredibile, con la solita voglia di spaccare il mondo, la solita voglia di divertirci come dei pazzi, di regalare emozioni e di portare la pallacanestro della nostra squadra più in alto possibile. Chiaro che la concorrenza è tanta, dovrebbe, speriamo, essere un campionato più normale dello scorso anno a livello anche di regole, ce l'auguriamo perché se così non fosse, quindi dovremmo ritrovare una stagione più pseudo normale e questo è il grande augurio, e poi che vinca il migliore, speriamo che i migliori siano le Aquile di Cividale. Cosa avete di diverso rispetto all'anno scorso? Ma niente, la nostra diversità sta nella nostra continuità, devo dire, c'è Pilla il nostro coach, il padrone di casa, lo staff è confermato, la maggior parte dei giocatori sono confermati, abbiamo preso 3 ragazzi nuovi che ci auguriamo abbiano le caratteristiche perfette per inserirsi, io saluto i 3 che sono andati con affetto, io li terrei sempre tutti, ma poi questa programmazione, l'idea di fare un passo avanti, anche di avere una squadra sempre magari adatta e che rispetti poi anche quelle che sono le idee del coach, no? Ed era l'ultima notizia del nostro TG, l'informazione in diretta torna alle 19 sempre su Telefriuli. Una buona giornata.